Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, oggi voglio mostrarvi una trappola che ho giocato tantissimo, che mi ha fatto vincere una marea di partite e l'80% dei giocatori col bianco ci casca. Vedremo anche all'interno dei database che più di 30.000 partite sono andate in questo modo, dove il nero riesce ad andare in vantaggio di un pezzo dopo soli 7 mosse. Qualcosa di incredibile. Andiamo a vedere su scacchiera fisica. So che molti di voi guardano i video da telefono, quindi girate il telefono così la scacchiera si fa più grande e andiamo a vedere qual è questo trucco. Andiamo a vedere quali sono dunque le successioni di mosse che ti permetteranno di guadagnare un pezzo entro la settima mossa giocando con il nero. Intanto questa bellissima scacchiera è disponibile solo in questo periodo di San Valentino e anche in offerta al 15% di sconto. Trovi il link in descrizione per ordinarla e divertirti per San Valentino. È pieghevole, si porta in giro dove vuoi, i pezzi sono in plastica, si trasportano molto leggera. Andiamo a vedere quali sono queste mosse. Se il bianco apre con pedone 4, io ti consiglio questa difesa molto tricky, qualcuno la chiamerebbe, che è ottima per le partite blitz. In realtà questa successione di mosse mi ha fatto vincere anche in tornei a tempo lungo e ragionato, che è cavallo F6. Prende il nome di difesa Liekin. Anche sempre sul mattoscacco.com abbiamo un manuale intero su questa difesa, lascio anche in questo caso il link in descrizione casomai volessi approfondire questa difesa. Ora, il giocatore esperto nella gran parte dei casi ti avanzerà con il pedone e a quel punto si entra in una successione di mosse che vanno ben studiate, che secondo la teoria moderna, inutile nasconderci, danno un leggero vantaggio al bianco. Il giocatore che magari si ritrova impreparato su questa difesa o che comunque conosce la spinta ma non se la sente di proseguire perché ogni pezzo che supera la metà campo è vero che guadagna spazio ma poi diventa anche più difficile da difendere, no? Quindi il bianco che non se la sente di difendere quel pedone, di attaccare quel cavallo, decide di difendere il pedone, come con la mossa più classica il cavallo C3. Infatti le due risposte principali sono o la spinta del pedone o cavallo C3. Benissimo. A questo punto su cavallo C3 devi assolutamente ricordarti questa bellissima contromossa che è la spinta del pedone in D5, andando ad attaccare due volte il pedone 4, che attualmente è difeso solo una volta e a questo punto invitiamo il bianco a prendere due decisioni, o la cattura, che non ci fa paura in alcun modo, o la spinta, forzandolo a spingere. Questa spinta sembra molto forte, ma in realtà ha quello che viene chiamato l'effetto molla. Che cosa significa? Significa che ora questo cavallo deve andare via e dove andrà? Sembra che la casa migliore, oddio, tornare a casa non è proprio la risposta migliore, ma cavallo di 7 sembra interessante. Ora, è vero che il nero lascia questo pedone in presa, il bianco potrebbe giocare cavallo per pedone, ma è anche vero che il nero si rifarebbe subito con questo pedone centrale, quindi sarebbe un cambio di pezzi in realtà, motivo per cui qui gran parte dei giocatori con il bianco giocano di 4 per supportare il proprio pedone, prendere il centro e minacciare alla prossima la cattura del pedone di 5. Benissimo, adesso stiamo arrivando alle mosse finali. Fin qui penso che sia tutto logico e devi veramente ricordarti bene ogni singola cosa. Adesso arriva pedone C5. Come vedi, ogni singola mossa del nero è atta a fare qualcosa di concreto, in questo caso minacciare i pedoni sul centro e via dicendo. Ora bisogna fare parecchia attenzione perché il nero veramente adesso ha lasciato sotto il pedone D5, ma la trappola gira proprio attorno a quel pedone e se il bianco decide di catturare questo pedone perché non riesce a capire in che modo il nero poi possa rifarsi, la partita possiamo già dire che è già persa da qui. Infatti, se arriva la mossa cavallo per D5, come può continuare il nero? Il nero decide anche lui di prendersi il pedoncino, tra l'altro pedone importante perché sosteneva il pedone in E4.
Adesso per coerenza qui 32.000 partite sono andate in questo modo, con la mossa probabilmente più logica di tutte, ed è regina per D4. E ti dico che in questo preciso istante il bianco perde un pezzo. Come fa il bianco a perdere un pezzo? Siamo solo alla settima mossa. Sesta, scusa. Come fa a perdere un pezzo? Riesci a vedere? Chiaro, se andiamo a minacciare la regina, minacciamo la regina, nulla di che, la regina si toglie, poi magari riusciamo a prenderci un pedone, ma per pezzo noi intendiamo cavallo, alfiere, torre. Qui si perde un pezzo, in questo modo sto per mostrartelo, con una delle mosse più strambe che tu abbia mai potuto vedere in vita tua, che è questo cavallo in B6. Perché questa mossa? Perché grazie a questa mossa il cavallo è minacciato 2 volte, dal cavallo e dalla regina, e questo cavallo non può togliersi perché altrimenti il bianco perderebbe la regina. Dunque ne consegue che il cavallo deve essere difeso. Però se giochi, non so, una mossa come C4 per difendere il cavallo, io ti posso giocare E6 per farti spostare il cavallo e perdere la donna. Qui il bianco può provare a complicare il gioco, magari con alfiere G5, con cose strane, nel senso che se la regina cattura in G5, poi il cavallo va in C7 con doppio. Qui basta semplicemente non accettare le provocazioni, si gioca in regina in D7 e il giochino continua, c'è sempre l'attacco sul cavallo, il cavallo non può mai andare via perché altrimenti il nero si rifà sulla donna, non c'è veramente nulla che a questo punto il bianco possa fare dopo questa mossa. Altri trucchi che mi hanno giocato a questo punto, ma ripeto, se uno ha un bell'occhio non ha problemi. Per esempio c'è alfiere in B5 scacco, ancora una volta attenzione che se giocate una mossa come alfiere D7 qui non c'è più l'inchiodatura sul cavallo, quindi il bianco giocherà cavallo per B6 e si riprenderà alla grande, quindi ancora una volta non bisogna far nulla di che. Cavallo C6, è vero che si attacca la regina, ma soprattutto ci sono tolti dallo scacco, la cosa che ci interessava a noi, e c'è sempre la doppia minaccia sul cavallo. Qui si può giocare C4, ancora una volta però arriva E6 per scacciare il cavallo, dietro c'è la regina, e ancora una volta alfiere G5 cercando di creare più problemi possibili, ma senza andare nel panico, regina in D7, e qui per forza di cose il bianco perderà un pezzo. Non so, potrà provare a metterla in cacciara, a cambiare alfiere per cavallo, pedone per cavallo, e qui che cosa bisogna fare? Se il cavallo va via, si perde la regina. Forse la meno peggio per il bianco è giocare cavallo F6 scacco, così noi non possiamo catturare la sua regina. Questa mossa ci guadagniamo il cavallo, ma andiamo a scomporre i nostri pedoni dell'arrocco, e forse questa, diciamo, è la mossa che crea qualche problema, ma abbiamo sempre un pezzo in più e questo è sempre da ricordare. E guardiamo adesso questa trappola su scacchiere digitale, dato che so che la gran parte di voi guarda i video di Matto Scacco da telefono, e da telefono la scacchiera reale è un pochettino più difficile da capire. Cavallo F6, abbiamo detto che qui non spinge ma gioca cavallo C3. A questo punto si controbatte con il pedone in D5 e lo costringiamo in qualche modo ad avanzare. Sull'avanzata, ritirata di cavallo in D7, così se lui ci cattura il cavallo in D5 noi catturiamo, se lui ci cattura il pedone in D5 noi catturiamo il pedone in E5. A questo punto la gran parte è già qui, noi già qui possiamo vedere in basso a destra, questo è il database di Lichess giocatori, cioè delle persone normali come me e te che giocano su Lichess, e 720.000 persone in primissima scelta giocano pedone di 4. E qui arriva il trucco con C5. L'idea è quella di lasciare il pedone D5 in presa, che poi ci sono varie scoperte che abbiamo visto prima. Se al bianco piace avventurarsi in una cosa di questo tipo, qui ha già praticamente perso la partita, perché dopo C per D4
come prima scelta nell'80% dei casi e 32.524 partite sono andate in questo modo. Il bianco gioca regina per D4 e qui prova ad accendere il motore. A questo punto, se vuoi lo facciamo insieme, accendiamo il motore. Il nero ha già un meno 3.5, ossia la partita è vinta grazie alla mossa insolita, stranissima, uno si aspetterebbe questa, ma invece arriva cavallo B6, doppio attacco su questo cavallo. Il cavallo non si può togliere perché dietro c'è la regina bianca. Quali sono i vari trucchi che abbiamo visto? Magari il bianco cerca di supportare questo cavallo, no? E va bene, si è tolto dal doppio attacco, ma non può prevenire la spinta di pedone 6 con dietro cattura della regina. Magari può provare a dare qualche scacco per creare qualche problema e qui devi stare molto attento a non interrompere mai il doppio attacco. Se giochi alfiere di 7 il bianco si riprende, quindi devi giocare cavallo C6, tra l'altro con attacco sulla regina, anche se questo cavallo è inchiodato. E magari può ancora romperti più le scatole subito con alfiere G5, anzi prima magari gioca C4, poi ora su E6 per giocare sempre sull'inchiodatura della sua regina, arriva magari alfiere G5, perché alfiere G5 non si può catturare, dicevamo, perché arriva cavallo qui e sono veramente, veramente grandi guai. Qui che cosa bisogna fare? La regina deve rimanere a fare questa inchiodatura, qui è l'unica casella tra l'altro disponibile, la casella in D7, e adesso sono finiti tutti i trucchi per il bianco. Se il bianco finalmente decide di catturare il cavallo, forse può essere una mossa buona, ma noi ci prendiamo gratis il suo cavallo e forse arrivano veramente grandi problemi con scacco, cattura qui. È vero che lui ci prende la torre, ma credo che il vantaggio qui del nero sia decisivo e, come dicevo prima nel video su scacchiera fisica, forse la meno peggio per il bianco sia giocare questa, no? Ecco, questa forse, anzi no scusa, questa non la può giocare che altrimenti perde la regina. Qui deve o cambiare le regine o, sì, deve cambiare le regine perché avrebbe sotto l'alfiere, quindi deve cambiare le regine e questa è la continuazione. Ma è vero che ora c'ha il tempo su torre, ma noi abbiamo ben 4 pezzi leggeri contro 3. Qui la partita si gioca facilmente per il nero. Bene, bene, ti ricordo che appunto la scacchiera che hai visto in questo video è vendibile solo in questo periodo di San Valentino, non la troverai in altri periodi ed è tra l'altro in offerta. Quindi approfittate, ci sono solo 20 pezzi e chi arriva primo se la prende. Spero che questo trucco vi sia piaciuto. Io non so quante partite ci abbia vinto, ma è molto divertente e interessante sia nelle partite blitz che a tempo lungo. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Matto Scacco. Ciao!